4 mezzi dei vigili urbani imbrattati. Un raid vandalico in piena regola, quello compiuto nella notte a Mogliano, in via Ronzinella, dove erano parcheggiate le auto. Ma le telecamere di sorveglianza potrebbero risolvere presto il caso. Il filmato infatti ritrae un individuo con il volto coperto da una maglietta e con in mano una bomboletta spray di color oro. In riprese si vede un individuo che intorno a mezzanotte compie questo raid, coperto completamente la testa e il viso dalla maglietta, che spruzza lo spray su tutti i veicoli. Cercheremo in tutti i modi di risalire all'identità, anche in collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri, ai quali già ci siamo rivolti. Sarebbe stato lui l'imbrattatore di carrozzerie, fanali, specchietti e parabrezza di 3 autovetture, una Clio, una Panda e un Opel Insigna. Oltre a questo, l'autore o gli autori del raid hanno anche scritto frasi ingiuriose in un furgone utilizzato come ufficio mobile. Il sindaco Arena, dopo aver effettuato un sopralluogo, ha espresso parole di solidarietà alla polizia locale e ferma condanna per gli atti vandalici. Piena condanna, forte condanna a questi atti che fra l'altro colpiscono la cosa pubblica e quindi colpiscono tutti noi cittadini. I danni ammontano a diverse migliaia di euro ed in passato non era mai capitato nulla di simile. Io spero che i colpevoli vengano scoperti e conseguentemente puniti.